Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Economia Pop. Sigla! Oggi parliamo di un argomento molto dolce, la Nutella. Il 99% di voi statisticamente solo a sentire la parola Nutella sta già salivando. Io stesso sto già salivando. La premessa è che Nutella è un marchio registrato che appartiene alla Ferrero e abbiamo parlato dei marchi nel video sui legal fake che vi lascio qui in alto a destra se ve lo siete perso. Avrei potuto tranquillamente cavalcare il trend di Salvini che dice che le nocciole della Nutella non sono italiane e che vengono da non so dove, dalla Turchia probabilmente, oppure il fenomeno dei biscotti della Nutella che non posso mangiare perché sono celiaco. E invece no, arrivo tardi perché c'è stata la sessione e quindi vi parlerò del marchio e in generale della storia di questo marchio. La Ferrero, che è una delle aziende italiane più grandi e che esportano di più in tutto il mondo, è stata creata più o meno alla fine degli anni 40, ma la Nutella è stata creata solamente nel 1964. Curiosamente il nome Nutella arriva proprio dalla parola nut, che in inglese significa nocciola, perché questo è uno degli ingredienti principali di questa crema spalmabile. E per crema spalmabile intendo ovviamente prenderla col cucchiaino e spalmarla sulla lingua. Tutti la mangiamo così. Abbiamo detto che negli anni 60 è stata ideata la Nutella. Nello stesso periodo però è stato fatto anche un attento ragionamento sul packaging, quindi per quale motivo hanno scelto il vetro, per dare un forte messaggio. Voi pensavate che il vetro fosse stato scelto completamente a caso e che non ci fosse stato dietro un ragionamento? Invece si è scelto proprio contenitori trasparenti di vetro per dare un messaggio forte, la trasparenza, puoi direttamente vedere il prodotto anche senza averlo aperto. Non solo, e secondo me qui viene proprio il colpo di genio, i contenitori della Nutella sono bicchieri di vetro. Questo significa che nel momento in cui hai finito tutta quanta la Nutella e l'hai finita tutta in una volta perché lo so che lo hai fatto, a quel punto puoi riutilizzare sempre il bicchiere di vetro. Io stesso utilizzo ancora oggi i miei bicchieri di vetro della Nutella che ho comprato quando ero piccolo, i miei me li hanno comprati quando ero proprio un bambino. Commentate qui sotto obbligatoriamente se anche voi avete i bicchieri della Nutella. Tra l'altro non vorrei tanto soffermarmi su questa cosa, però è pazzesco. Questi bicchieri sono talmente tanto resistenti che hanno resistito dal 96, quando sono nato io, probabilmente già li compravano i miei. Dal 96 ad adesso io riesco ancora ad utilizzare gli stessi bicchieri, sono talmente tanto resistenti che non sono nemmeno rigati. Quindi ogni acquisto di una confezione di Nutella ti portavi a casa anche un bicchiere. La conseguenza diretta ovviamente è che la Ferrero in quegli anni divenne il primo produttore di bicchieri da bibita in Italia. Sempre negli anni 60 un ruolo fondamentale lo giocò la pubblicità televisiva. Eravamo veramente agli albori della televisione e Ferrero subito si accorge del potenziale clamoroso che ha la pubblicità in TV. Durante gli anni 70, nonostante la notorietà di questo brand fosse cresciuta a dismisura, i manager di questa azienda, la Ferrero, decisero di adottare una nuova strategia. Acquistarono il diritto di trasmettere degli spot televisivi e legarono il loro prodotto, la Nutella, al pane. E per quale motivo, vi chiederete, proprio al pane si lega la Nutella? Per il semplice motivo che il pane è un alimento quotidiano. Questo significa che tu tutti i giorni mangi pane, se associ il pane alla Nutella, tutti i giorni mangi anche la Nutella. Quindi l'obiettivo era proprio quello di integrare nella dieta degli italiani la Nutella come se fosse un alimento imprescindibile, come la pasta. Negli anni 80 vediamo un po' vacillare questo brand che va leggermente in stallo, probabilmente per delle condizioni sfavorevoli di mercato. Dagli anni 90 in poi la notorietà della Nutella continua a crescere fino ai giorni nostri ed è il brand che noi oggi conosciamo. La cosa interessante è capire come il brand Nutella sia uscito da un momento del mercato così sfavorevole senza cambiare gli ingredienti del proprio prodotto. La risposta come sempre è il marketing e ciò che cambiò è proprio la comunicazione del brand che si incentrò più nel dire senza Nutella proprio non si può stare. Il classico slogan era che mondo sarebbe senza Nutella? A questo si affianca anche la sponsorizzazione della Ferrero in grandi competizioni, ad esempio calcistiche, c'era la Champions League. Pensate poi che la Nutella è stata sponsor ufficiale della nazionale italiana agli europei del 2000 e io questo me lo ricordo nonostante avessi 4 anni. Quindi quali conclusioni possiamo trarre dalla storia di questo marchio?
Il primo e forse più importante aspetto è che la forza di un marchio non dipende unicamente dalla qualità del prodotto, quella è fondamentale, ma dipende anche dalla comunicazione di quel prodotto. È veramente tutta una questione di marketing, come lo si pone davanti alla gente. La Nutella era certamente di per sé un prodotto valido, un prodotto che avrebbe venduto in ogni caso, ma i momenti di più forte espansione del proprio brand sono derivanti dal fatto che c'è stato un grosso lavoro di marketing dietro. Tutte le campagne pubblicitarie sono state accompagnate da una crescita delle vendite. Questo non è un caso e adesso rifletteremo su questo aspetto. Si sente spesso dire che la società in cui viviamo, attraverso la pubblicità, crea in noi dei bisogni. E giusto o sbagliato che sia, è proprio questo il punto. La pubblicità ci dice: tu hai bisogno della Nutella e non puoi vivere senza Nutella, quindi tu l'acquisti. 50 o 100 anni fa erano i consumatori ad avere un bisogno e quindi si affacciavano sul mercato per vedere quali prodotti lo risolvevano e quindi compravano quei prodotti. Ad esempio, se avevamo fame andavamo al forno e compravamo del pane. Non io che sono celiaco che lo compro in farmacia, però l'esempio è quello. Oggi non è più così. Sono i produttori che spingono un prodotto verso i consumatori, non i consumatori ad andare a cercare il prodotto. Mi spiego meglio, facciamo un esempio eclatante. L'hoverboard, che per chi non lo sapesse è questa cosa che sta apparendo a schermo. È semplicemente una cosa sulla quale tu ti metti e, tra molte virgolette, cammina per te. Prima che qualcuno inventasse l'hoverboard, qualcuno ne ha sentito realmente la necessità? Non credo. E sapete come hanno fatto a far avere così grande notorietà a un prodotto del quale nessuno sente il bisogno? Semplice, con la pubblicità hanno spinto questo prodotto all'interno delle case di alcuni consumatori. E da lì è nato il bisogno di averlo. Perché nella nostra società, se qualcun altro ha qualcosa che tu non hai, tu senti la necessità di comprarlo. Funzioniamo così, è il classico effetto bandwagon. Ci ho fatto anche un video, lo trovate sempre qui in alto a destra. È uno dei primi, tra l'altro. Ed ecco che tutti hanno bisogno di un prodotto del quale in realtà non hanno veramente bisogno. Qui non dirò se questa cosa è bella oppure brutta, se è giusta oppure sbagliata, semplicemente le cose stanno così. Detto questo, torniamo alla Nutella, che è un marchio posseduto dalla Ferrero. Come sempre, anche della Ferrero adesso vi dirò utile e fatturato. Se non sapete che cosa sono, come sempre il video è sempre qui in alto a destra. C'è un sacco di roba qui in alto a destra. Cliccatela per favore, andate a recuperare i video che vi dico. Nel 2018 ha fatturato 10,7 miliardi di euro con un utile di 700 milioni. Ha inoltre poco più di 35.000 dipendenti. Il fatto abbastanza curioso è che la sede sociale di questa società, quindi della Ferrero, si trova in Lussemburgo, un noto paradiso fiscale. Anche dei paradisi fiscali ho parlato, sempre video qua in alto a destra. Colpevolizzare comunque un'azienda del genere per questo tipo di scelta potrebbe essere abbastanza ipocrita. Se foste voi a capo di un'azienda del genere e sapeste che in quel paese si pagano molte meno tasse ed è legale spostare la sede sociale in quel paese, probabilmente lo fareste anche voi. Chi dovete realmente incolpare l'ho detto nel video dei paradisi fiscali, quindi deve essere un incentivo in più a vederlo. Mi sono divertito un sacco a registrare questo video, probabilmente è venuto più lungo della media dei miei video. Mi scuso per questo se vi ho rubato troppo tempo. Se vi è piaciuto comunque vi invito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina e come sempre appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.